Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Io mi chiamo Ildegarda, per quelli che ancora non mi conoscono, mi occupo di esoterismo, di radionica, di radiestesia, di astrologia e di tutte quelle che sono insomma le discipline che appartengono appunto alla ricerca esoterica o occulta delle cose del mondo sensibile. Allora, oggi vi voglio proporre un piccolo lavaggio. È un lavaggio che ci aiuta a cambiare un po' quelle che sono le nostre energie, se soprattutto ci rendiamo conto che è un periodo dove le cose non vanno proprio come vorremmo, ci sentiamo particolarmente carichi di qualcosa che non ci piace, le cose insomma non sembrano essere positive. Ecco, per cambiare un po' questa condizione, questa situazione, non serve tante volte fare delle cose chissà quanto elaborate, anche qualcosa di semplice può tornarci utile. È chiaro che è necessario essere costanti, non costanti come magari in altre discipline, in altre pratiche. In passato, in effetti, ho spiegato come schermarsi da quelle che possono essere le interferenze negative che viviamo al quotidiano e potrete cercare all'interno del mio canale, nelle varie playlist. Adesso non ricordo in quale playlist l'ho messa, ma potete cercare l'uovo di protezione dorato, che chiaramente poi possiamo modificargli il colore in base alle nostre necessità. Ma a parte questo, ora vediamo invece come risolvere quelle che possono essere negatività che accumuliamo nel quotidiano quando non siamo in grado di visualizzare, perché per esempio l'uovo di protezione necessita comunque di una certa capacità, abilità di visualizzazione. Se ci manca questo aspetto, possiamo comunque volgerci su cose più pratiche. È chiaro che anche qui per le persone che sono veramente portate per quello che è la visualizzazione creativa, visualizzare i passaggi è vissuto dal proprio subconscio alla stregua e nella stessa maniera di farli veramente, perché siamo assolutamente in grado di sintonizzarci sulle varie frequenze. Poi purtroppo ci capita di perdere queste abilità, vuoi perché nessuno ci insegna ad avere fede, fiducia o nel fatto che comunque quello che immaginiamo è vissuto in modo reale, proprio come quello che invece esperiamo. Dunque un po' perdiamo questa abilità o la sicurezza che ci proviene da questa cosa e dunque è normale anche poterci o doverci rivolgere a cose che possiamo toccare e quindi ricorrere ai sensi fisici e a quello che possono essere oggetti di uso quotidiano. Questa piccola purificazione non è un rituale, dunque non richiede giorni speciali, particolari, può essere fatto in qualsiasi momento. Se vogliamo poi accostare qualcosa di più significativo, possiamo poi scegliere magari un giorno in particolare, proprio per avere quella regolarità di cui è bene comunque servirsi, perché è chiaro che un po' come tutte le cose, no? Noi possiamo fare una cosa importante una volta e acquisirne dei benefici che per un lasso di tempo possono in qualche modo accompagnarci, ma anche se ci impegniamo per esempio in una buona giornata di pensiero positivo, poi se non siamo costanti, l'effetto del nostro pensiero positivo va scemando, perché chiaramente poi siamo distorti o distolti da altre cose, da altri pensieri che inquinano tutto il beneficio che possiamo aver raggiunto, ottenuto da quella buona pratica di un giorno. Dunque è importante comunque, non dico starci dietro quotidianamente, ma un minimo di regolarità nelle cose, quello sì. Dunque nel tempo sperimenteremo dei benefici. Questo lavaggio viene fatto alle mani perché le mani ci mettono a contatto con tante cose, con le persone, con oggetti toccati anche da altre persone e dunque sono un veicolo
che in qualche modo ci fa entrare appunto in contatto con forme di energia che sono diverse dalla nostra, ma che una volta che entrano in contatto con noi comunque alterano la nostra stabilità, il nostro senso, la nostra emotività o comunque la nostra propria energia. Dunque, le mani infatti, a proposito di questo, sono anche un canale non solo che ci mette in contatto, ma anche un canale che dona. Dunque, diamo e riceviamo. In questo senso abbiamo una mano che è prevalente e che normalmente dà, dunque cede energia, e un'altra mano che invece la riceve. Sono comunque entrambe in grado di dare e ricevere, non è che una fa solo una cosa e l'altra fa solo l'altra, però ce n'è una che è un po' più portata rispetto all'altro. Questo in genere riguarda la mano di potere, cioè la mano con cui scriviamo, quella è la mano che immette energia, l'altra invece la riceve. Chiaro che questo discorso vale per tutti. I mancini ovviamente avranno una prevalenza della mano sinistra, mentre i destrimani una prevalenza della mano destra. È un discorso invece a parte per le persone ambidestre, perché hanno chiaramente sviluppato qualcosa in più, c'è una comunicazione diversa fra l'emisfero sinistro e l'emisfero destro, hanno sicuramente uno sviluppo più articolato, più completo di questo potenziale. Ma veniamo cioè vi ho spiegato perché le mani, vi ho spiegato anche che comunque ci mettono in contatto con tante cose, spesso per esempio anche solo il carrello della spesa che è stato toccato da qualche altra persona prima di noi può essere oggetto o tramite di contaminazione. Immaginate che oltre quello che vediamo e oltre quello che sospettiamo, per esempio nelle forme virali, batteriche, eccetera, c'è tutta una serie di entità, di esistenze, di altre forme di vita nei piani sottili e che sono comunque veicolate da noi, cioè ce le scambiamo, così come scambiamo quelle energie, così possiamo anche scambiarci per esempio delle larve, dei parassiti astrali che entrano in risonanza con qualcosa che a livello energetico condividiamo col precedente possessore. Dunque, se chiaramente abbiamo la classica giornata dove siamo un po' sottotono, siamo più oggetto o più soggetti a ricevere questo tipo di scambi. Allora, come si fa a tutto? C'è un rimedio, ovviamente ci sono anche riequilibri radiestesici, ma possiamo procedere anche con questo lavaggio. Vi ripeto che non occorre rispettare un giorno preciso, certo a livello simbolico le operazioni di bando sono più adeguate il sabato, ma a livello propiziatorio, di neutralizzazione delle negatività, comunque per orientarci in modo più benefico anche la domenica non è male, o se proprio ci sentiamo sotto attacco perfino il martedì. Dunque diciamo che ogni giorno ha e presenta delle caratteristiche che si prestano, quindi non entriamo nella disquisizione di qual è il migliore, facciamolo e basta, facciamolo e ripuliamoci, ci servirà più che altro per darci una regolarità. Cosa ci occorre per questo lavaggio? Io qui ho preparato una ciotola di acqua trasparente perché possiate vedere appunto tutti i passaggi, e poi ci occorre il sale grosso, scusate, ecco, il sale grosso che insomma ormai al di là di ogni ragionevole dubbio, credo tutti abbiate una nozione sul sale, cioè la sua capacità di attirare, di rimuovere e di in qualche modo ripulirci da ciò che è negativo. Proprio, immaginate per esempio quando dovete spurgare le vongole, vi faccio un esempio, non le spurgo da una vita, sono vegetariana, ma si mettono in acqua e sale perché fanno mollare via questo sale. Pensate ai bagni purificatori, pensate a tutte le volte che volete insomma rimuovere qualcosa, anche il sale sulle melanzane. Ecco, restiamo su un esempio
fa tirare via, insomma, quello che è l'amaro, no? Cioè la parte negativa. Vedete che il libro della natura ci torna sempre utile per capire anche le funzioni più sottili, no? Di ciò che ci circonda. Allora, sale. Dopo il sale useremo lo spicchio di aglio. Anche l'aglio si è guadagnato un posto d'oro come neutralizzatore delle negatività, ma soprattutto con la sua capacità di, come dire, tenere lontano, bandire quello che in un certo senso può essere appunto nocivo per noi. Nella letteratura infatti è associato a rimedi per tenere lontani i vampiri, dunque immaginate che non è soltanto una diceria popolare, ha proprio delle qualità e noi le sfrutteremo. Ovviamente l'aglio deve essere senza il suo rivestimento, senza la sua pellicina, lo spicchio ripulito. Il passaggio successivo verrà fatto con un cristallo. Qui dovrete scegliere un cristallo con cui vi sentite maggiormente in risonanza, oppure potrete anche scegliere un cristallo che vi predispone verso un qualcosa di particolare. Se per esempio volete lavorare su un piano che è più sentimentale, dunque avete qualche difficoltà nei rapporti personali, oppure una difficoltà anche col vostro partner, allora potrete magari scegliere un quarzo rosa. Se invece vi volete concentrare su disturbi fisici o su cose più, come dire, legate proprio anche a malesseri, potrete usare una malachite. Se non lo so, per esempio volete attirare più prosperità negli affari perché per ora avete avuto qualche difficoltà in più, magari l'occhio di tigre, insomma a voi la scelta. L'importante è che sia una pietra, un cristallo che per voi comunque abbia un significato, ok? Il passaggio successivo viene fatto con il miele, dunque avrete bisogno anche di un po' di miele, lo zucchero. Dunque, come avrete notato, passiamo prima da una parte purificatoria e di schermatura. Successivamente passiamo invece a quelli che sono elementi che per simpatia, come dire, per analogia di significato, attirano, portano benessere o situazioni più dolci, più belle nella nostra vita, cioè immaginate il miele, la sua capacità di attirare, immaginate lo zucchero di addolcire, dunque sono tutte cose che proprio per analogia di significato rientrano a tutto rispetto in quelle che possono essere appunto situazioni o metodologie per attirare, dunque le useremo in questo lavaggio a nostro vantaggio e chiudiamo poi con l'olio. Beh, di sicuro alla fine avrete delle mani splendide, se non altro, però l'olio perché soprattutto un buon olio di oliva, vi raccomando, io in questo caso un olio estratto a freddo, a pietra, raccolto qua vicino, dunque un olio che ho scelto non tanto per passarmi un olio, ma perché l'olio di oliva in particolare ha delle qualità molto, una pianta benedetta, dunque ha delle qualità molto pregiate. Dunque, cominciamo. Allora, ovviamente vi servono le mani, vi servono la ciotola e ora inquadro i vari passaggi. Più che me vi interesserà vedere come svolgere questo lavaggio. Dunque, per tutte le persone che lavorano a contatto con gli altri, per tutte le persone che hanno lavori appunto di scambio con clienti, col commercio, insomma, queste persone sicuramente trarranno giovamento e un beneficio da questa procedura. Allora, come avete visto, mi sono bagnata le mani e ora comincio a sfregarle per rimuovere anche a livello energetico i ristagni. Dunque, intanto fate questa pratica e cioè, ecco, non voglio passare per come la Barbara D'Urso che vi mostrava come non è quello che vi voglio dire è che muoviamo le energie e soprattutto ci serve per lavarci dai ristagni. Proseguiamo poi con il sale. Ovviamente le mani umide permetteranno di lavorare al meglio questa cosa. Cominciate a sfregarvi col sale, dunque come abbiamo visto prima
mm? Sfreghiamo ogni parte delle nostre mani e ci concentriamo sulla sua qualità di rimuovere, di attirare quello che è negativo, di tirarlo via e di ripulirci appunto da queste negatività. Allora, poi ci sciacquiamo un pochino, alla fine l'acqua la vedrete bella torbida, ovviamente un asciugamano a portata di mano non guasta, io me l'ero preparato, mi sono dimenticata di dirvelo, ma procuratevelo. E passiamo al successivo passaggio. Abbiamo detto l'aglio, bello, facciamo una bella bruschetta. Allora, sfreghiamo ovviamente sulle mani, facciamo la stessa cosa con l'altra, e poi, che bell'odorino, mi raccomando, poi dopo non andate in giro subito, no, vabbè, scherzi a parte, è potentissimo e dunque voi potete anche restare più a lungo nei vari passaggi, io accelero perché altrimenti diventa un video infinito, ma potete restare appunto, come dicevo, passaggio dopo passaggio tutto il tempo che decidete di dedicargli. A questo punto c'è l'altro passaggio che è con il cristallo. Abbiamo finito la parte, come dire, purificatoria e di schermatura e adesso cominciamo a lavorare in modo diverso. Diverso in che senso? Con la frequenza che abbiamo scelto, con il cristallo a cui ci affidiamo per questo riequilibrio, ma non è, diciamo, ripeto, vincolante, è un passaggio per quel qualcosa in più. Il miele, beh, neanche a far pubblicità, ne apro un pochino, ne basta un pochino proprio, tanto per un cucchiaino, e anche qui procediamo come se ci stessimo spalmando, insomma, una crema di protezione per le mani. Poi sciacquiamo, asciughiamo un po'. È il momento dello zucchero. Con questo predisponiamo un addolcimento delle nostre energie, anche qui sfreghiamo, ovviamente quando asciughiamo non asciughiamo del tutto, così lo zucchero si stende e lavora ovunque. Poi sciacquiamo. Beh, devo dire che le mani sono nettamente più lisce, ma anche questo, insomma, anche le cellule morte non hanno una bella energia, in fondo se sono morte è meglio liberarsene. E vediamo un po' di procedere poi con l'ultimo che è il passaggio con l'olio. Un piccolo goccino, ecco qua. E con questo in fondo attiriamo un'energia benedetta, benefica, produttiva e positiva. Voilà, ecco. Vi consiglio comunque l'asciugamano di lavarlo, nel senso, magari l'avreste fatto lo stesso, però proprio per, siccome l'abbiamo usato per portare via anche quello che era negativo, è meglio portarlo, cioè lavarlo e così prima di usarlo un'altra volta. Bene, questo è quanto. Alla fine è una procedura molto semplice, vi darà comunque anche solo, ma lo sentirete perché io man mano che ho fatto i passaggi, pur avendoci dedicato poco tempo e avendoli fatti più per mostrarveli che non per viverli come invece vanno vissuti quando si fa questo tipo di lavaggio, dunque con la piena partecipazione, con la piena consapevolezza che ogni passaggio viene fatto per una certa motivazione e che
così ci predispone a sintonizzarci sulla nostra motivazione, ho comunque già percepito qualcosa di più benefico che risale su per le braccia adesso mentre vi parlo. Benissimo, vi ringrazio comunque per avermi ascoltato fino a qui, ci aggiorniamo per altre future condivisioni e mi raccomando, con questo darete un piccolo cambiamento alla vostra energia, soprattutto quando percepite appunto una fase meno positiva della vostra vita. Grazie sempre e vi aspetto per le prossime condivisioni. A presto!